Il parco del Delta del Po come area MAB UNESCO, quindi anche con i cugini dell'Emilia Romagna, sta partecipando proprio al RES-MAB, che è una progettazione non solo europea ma di tutto il bacino del Mediterraneo, che coinvolge anche il Nord Africa e il Medio Oriente con la Giordania e la Siria, che appunto, scusate, il Libano, che ha fatto sì che il parco del Delta del Po, la MAB UNESCO del Delta del Po, è diventato un studio per le future MAB UNESCO all'interno del bacino del Mediterraneo. Stiamo massimizzando le nostre attività per farle diventare una procedura che verrà espansa su tutto il bacino del Mediterraneo, quindi tutto il bacino del Mediterraneo e le future MAB adotteranno i modelli che noi stiamo, con gli altri 6 partner, stiamo mettendo nero su bianco assieme all'Europa con la struttura della Prima è uno strumento europeo, proprio per categorizzare e mappare, massimizzare le future aree MAB UNESCO all'interno del bacino mediterraneo. Una cosa molto importante appunto che viene portata avanti. Ormai l'economia è fatta da situazioni sostenibili. Chi non è sostenibile non può più partecipare all'economia globale, perché se non è quest'anno è il prossimo anno, ma comunque il suo periodo di vita come azienda o come sistema è finito. Le MAB UNESCO sono il sistema di vita all'interno del nostro bacino del Mediterraneo, ma anche sotto il profilo diciamo più allargato mondiale, che sarà l'unico modello, quindi l'integrazione tra l'uomo, l'economia e la natura circostante sarà l'unico modello sostenibile e attivo da qui in avanti. Quindi siamo studiati per diventare appunto un modello, quindi in linea appunto con quello che diceva appunto il Presidente, in linea con il progetto, la divulgazione di tutto lo studio che viene fatto diciamo da parte del back office alla cittadinanza che partecipa, che vive, che è insistente all'interno del nostro territorio, è una situazione necessaria e imprescindibile per poter avere una visione del nostro territorio, ma soprattutto possiamo dire di tutta l'Italia e di tutto il sistema Europa nel futuro. Quindi un plauso insomma al progetto che si sta portando avanti. Il parco sta facendo di tutto per essere più vicino alle persone, soprattutto del territorio possibile, ma soprattutto dobbiamo togliere la nomea, la vecchia nomea che il parco sia una situazione diciamo di blocco o di costrizioni negative, ma è un punto di sviluppo assieme all'ecosistema del Delta del Po, per andare avanti, per proseguire e soprattutto per crescere in una maniera che il territorio possa accettare, andando a valorizzare non la quantità ma la qualità del territorio.